Pronto, Carmine Chioggia? Sì, salve, io chiamo da Vigo Novo e dal balcone di casa mia ho appena assistito a una scena di un ragazzo che picchiava una ragazza, però se ne stanno andando in questo momento. È una grande picco, mi sembra, non riesco a capire, se ne stanno andando ora. Sono saliti in macchina e se ne sono andati. Abbiamo la targa? No, non riesco a vederlo da qua purtroppo, mi dispiace. 11 novembre 2023, ore 23:18. La voce è quella del residente di Vigo Novo che per primo dà l'allarme ai carabinieri. Giulia Cecchettin è appena stata aggredita e picchiata da Filippo Turetta e l'uomo ha assistito alla scena dal balcone di casa sua. La telefonata al 112, a rispondere sono i militari di Chioggia, mette i brividi. Io ho visto una ragazza che usciva dalla macchina e che gridava aiuto, e poi ho visto la scena di questo ragazzo che era lei a terra che la prendeva a calci, però in questo momento se ne sono andati. E poi cosa avrebbero fatto? Poi sono risaliti in macchina, in questo momento se ne sono andati. L'audio della telefonata, mandato in onda in esclusiva da Pomeriggio 5, scandisce attimo per attimo il dramma. È il primo atto della tragedia e quegli istanti sono fatali per la vita di Giulia. Una grande punto, colore? Credo nera, molto scura. Vabbè, adesso vediamo se riusciamo a intercettare quest'auto, però così con questi dati non è che abbiamo tanto. No, ha perfettamente ragione, io vi ho chiamato immediatamente perché non sapevo che cosa fare, ho paura, volevo scendere però chiaramente ho paura a mettermi in mezzo a questa situazione, però mi sembra giusto chiamarvi. Ha fatto bene, ok, grazie. Nessuna pattuglia arriverà sul posto, troppo scarsi gli elementi. Nel frattempo, Turetta, con Giulia semi-incosciente sul sedile posteriore, si è già diretto a Fossò, dove si fermerà per una prima tappa, non sapendo cosa fare, come ha raccontato lui stesso nell'interrogatorio e nel memoriale. Forse vuole parlare, in ogni caso Giulia si rianima e tenta di scappare, scattano le coltellate, è la mattanza dei 75 fendenti. Stando al suo racconto, a quel punto Giulia è già morta, l'orologio scandisce le 23:41. Sono passati appena 23 minuti da quella telefonata ai carabinieri e il destino della ragazza è già compiuto. Nelle ore successive, domenica mattina, quando Gino Cecchettin si presenta in caserma per fare la denuncia di scomparsa, l'episodio non viene subito messo in collegamento con la telefonata di Vigo Novo della sera prima. Sarà lo stesso testimone, leggendo le chat del paese con l'allerta per Giulia, a recarsi a casa Cecchettin, riferendo quanto aveva visto. E solo a quel punto, tarda mattinata di domenica 12, inizieranno le indagini. Con un Filippo Turetta ormai già in viaggio, la fuga impossibile di un assassino che terminerà lungo un'autostrada in Germania.